più di uriva, e non sapevo la là, più di uriva, signor c'è veno di fa, veno di là, scugni schiampà, e arene mai abbandonà, veno di là, o platasica, metti in white e spetà, e sono in Devo dirvi due parole perché si è fatto un museo per i briganti, per i banditi. Il problema è che il museo esisteva già 45 anni fa nel Lazio, nel luogo proprio dei banditi, dei briganti. E quando farete la visita capirete perché e dove. Poi il museo lì è decaduto, è morto, poi è saltato fuori che qui serviva a parlare di banditi. Perché anche se i friulani non se ne accorgono, c'è una tendenza negli ultimi anni a vendere le nostre terre e a vendere anche la nostra disponibilità nei confronti di chiunque venga nelle nostre terre a fare affari. Alcuni anni fa venne a Gorizia, a Estoria, un grande magistrato, un magistrato che combatteva, adesso è procuratore a Napoli, e in quella occasione a Gorizia venne moltissima gente. Io alla fine del suo intervento, di Gratteri sto parlando, lui chiese chi vuole fare un intervento, io intervenni subito e gli dissi: prima di chiedere a lei voglio ringraziare le forze dell'ordine e la Procura di Gorizia per le indagini coraggiose che sta facendo a riguardo delle contaminazioni in cui molte imprese del Friuli e non solo continuavano a contaminare i rilevati mettendo dentro le peggio porcherie, cosa che è anche avvenuta qui nella bretella di Porpetto. Un'indagine coraggiosa perché si è trovata la procuratrice Pace di allora, si è trovata davanti una grossa resistenza e si è trovata anche un giornalismo poco incline a raccontare i fatti. Io feci questo ringraziamento pubblico e scoppiò un applauso fragoroso della gente presente. La cosa mi animò moltissimo, solo che dopo anni, dopo poco anzi, il procuratore fu trasferito, la procuratrice fu trasferita, se ne andò via per evidenti ragioni e 3 settimane fa, con grande gaudio dei giornali locali, l'inchiesta fu dichiarata finita per decorrenza dei termini. Ora, io mi chiedo se quei finanzieri che hanno lavorato, i colleghi vostri che hanno lavorato per mesi a fare le intercettazioni, a trovare tutti i responsabili di quella vicenda, tornando a casa, come possono guardare in faccia i loro figli? Cioè, è una indignazione assoluta, non si può ammettere, non è una questione di soldi, di tempo, eccetera, ma è una questione di dignità di tutti noi a pretendere che i figli di quei finanzieri guardino i loro genitori con grande venerazione, non come fossero dei perdenti nella vita. Ora, per ragionare di questo e per far venire i giovani, ho pensato che era il caso di ristabilire il museo. Il museo è fatto di un percorso storico, affidato anche alla semplice osservazione. Poi c'è una biblioteca che secondo me è la biblioteca più grande al mondo sul tema dei banditi, e poi c'è una sala studio, c'è questo settore qui per le mostre temporanee e già spero che altri vengano a presentare le loro opere, fra cui
la apprezzatissima pittrice che sta davanti a me e che a San Giorgio tutti conoscono. Poi c'è la zona sopra che è dedicata invece agli incontri, agli studiosi. C'è una parte, un piccolo studiolo per i ragazzi che consultano la biblioteca e lì anche c'è tutto il materiale che riguarda diciamo, le indagini che sono state fatte sul territorio, le denunce fatte sul territorio e le lotte fatte dai movimenti ambientalisti di questa zona, Paolo De Toni compreso, eccetera, eccetera. Qui ci sono degli ottimi rappresentanti, c'è Mareno, c'è Guzzon, e noi andiamo ancora avanti, però abbiamo bisogno di giovani leve per proseguire questa attenzione che deve essere, per quello che mi riguarda, deve essere costante e di fiancheggiamento alle forze dell'ordine e alle strutture, quelle sì, che lavorano per la tutela del territorio. Ringrazio di proposito per la presenza del comandante e della sua assistente, e non mi resta altro che ringraziare coloro i quali sono venuti qui per accompagnare questa manifestazione. In primo luogo il grandissimo amico, e non posso dire altro, e anche che ammiro perché ha una capacità di racconto e soprattutto una competenza su tutti i fronti dello scibile umano, che è professore, non è professore universitario per sua scelta perché ne avrebbe merito e titoli, perché continua ad insegnare agli studenti delle superiori.